Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A voi la linea. Sì, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici in regia, quindi cerco di procedere velocemente. Ringrazio la radio e anche chi ci segue che spazio, perché oggi abbiamo una trasmissione molto importante. Abbiamo l'onore di avere nella nostra trasmissione settimanale un ospite veramente importante. Ve lo presento, è padre Ibrahim Fall di Custodia di Terra Santa. Per chi non lo conoscesse, padre Ibrahim è nato in Egitto, francescano, sacerdote, filosofo e teologo, e da oltre 30 anni in Israele e Palestina, dove è stato dapprima viceparroco a Betlemme, poi parroco di Gerusalemme, quindi consigliere ed economo della Custodia di Terra Santa, fino a divenire nel 2022 vicario della Custodia di Terra Santa. È direttore del collegio di Terra Santa a Betlemme e delle 18 scuole cattoliche della Terra Santa. Pensate, è responsabile delle relazioni tra la custodia e lo Stato e l'autorità palestinese. Un uomo di pace, diventato famoso nel 2002 al tempo dell'assedio alla Basilica della Natività di Betlemme nella seconda intifada, quando fu efficace mediatore di pace tra le forze israeliane che avevano occupato Betlemme e alcuni militanti palestinesi che avevano occupato la Basilica della Natività. È anche un uomo di carità, segue personalmente tanti progetti per lo sviluppo, la crescita e la pace dei popoli e per aiutare i cristiani a non abbandonare la Terra Santa. Il famoso diritto a non emigrare di cui hanno parlato gli ultimi 3 pontefici. Capite quindi come ci siamo intesi con padre Faltas quando gli abbiamo chiesto come aiutare lo scorso anno in Palestina. Lui ci ha proposto l'acquisto di un tornio per i falegnami di Betlemme, quindi pienamente in linea con la nostra filosofia di aiutare i popoli a casa loro, aiutarli a aiutarsi, costruire insieme la pace. Questo recita il nostro motto. Abbiamo in linea, io non lo vedo ma so che ce l'abbiamo telefonicamente. Buongiorno padre, mi sente? Sì, vi sento bene, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, scusi i problemi tecnici che abbiamo avuto. Allora, caro padre, in Italia spesso la gente, noi vediamo che assiste alle guerre in maniera piuttosto astratta, come fossero parti di qualche sport in cui fare il tifo per una squadra o per l'altra, mentre noi sappiamo che purtroppo la guerra non è affatto un gioco. I popoli, ciascuno combatte, quelli che combattono la propria sopravvivenza, sono in guerra, però alla fine perdono tutti, specialmente perdono gli innocenti e perdono i bambini. A distanza di un anno da quel tremendo 7 ottobre e dal brutale attacco di Hamas a tanti ebrei inermi, vuole raccontarci qual è la situazione che si vive ora in Terra Santa tra bombardamenti incrociati in mezzo a 2 fuochi, con il tragico bilancio ad oggi di questa guerra sul piano delle vittime e del dramma quotidiano sia di ebrei che di palestinesi, insomma di tutti coloro che sono coinvolti dal conflitto. Prima di tutto buongiorno ancora. Come vedete, come seguite, la situazione veramente peggiora di un giorno in giorno. A Gaza e quelli che sono sopravvissuti vivono nelle tende, adesso anche arriva la pioggia, il freddo. Sarà veramente un altro inverno difficile se non termina la guerra e non entrano aiuti umanitari. Non arrivano nessun aiuto, la gente muoia di fame, di sete, di freddo, di caldo e poi veramente a Gaza è un disastro, tutte le case sono state distrutte e la gente sta malissimo e soprattutto se avete seguito dal mattino fino ad oggi 49 morti in questo soltanto la mattinata. I morti sono arrivati quasi 42.000 morti dall'inizio della guerra e feriti più di 100.000. Non parliamo della maggior parte.
o in tutta la... No, in tutta- sto parlando soltanto di Gaza. Di Gaza, stiamo parlando di quasi 150.000 tra morti e feriti, morti 45, soltanto questi che sono stati registrati, ma ci sono almeno 10.000 sotto le macerie, anche morti per le strade, e tantissimo solo a Gaza. E a Betlemme, in Cisgiordania, anche più di 800 morti, 10.000 arrestati, tante case distrutte, e veramente tantissimi problemi, e soprattutto nostri cristiani che stanno andando via da Betlemme, da Gerusalemme, da tutta la Cisgiordania, problemi veramente terribili. Il problema è che adesso tutti sono concentrati nel Libano, ma nessuno parla di Gaza, nessuno parla della Cisgiordania. I morti aumentano ogni giorno, ogni momento, e la situazione è terribile, è veramente con le parole non si può descrivere la situazione, soprattutto quelli che sono morti, la maggior parte, più del 60% sono bambine, donne, anziani, disabili. E questa è la situazione in cui viviamo dal 7 di ottobre ad oggi. La situazione si allarga di più, è iniziata a Gaza e poi Cisgiordania, Libano, Yemen, Siria, l'Iran, Iraq, quasi 6 paesi in guerra. Lei è in contatto anche con i cristiani di altri paesi di Terra Santa, oltre a Israele e Palestina, quindi ad esempio il Libano, in Siria, e anche lì le parrocchie e tanti frati di Terra Santa in vari luoghi sacri. Lei ha modo di aver sentito anche loro? Certo, noi abbiamo frati in Libano, abbiamo frati in Siria. I frati in Libano a Tiro hanno ricevuto la gente e poi hanno dovuto lasciare il convento e andare a Beirut, e veramente perché era molto molto pericoloso. Abbiamo anche i frati della Siria che sono lì, e veramente loro che sono rimasti con la gente nonostante il pericolo. Uno di loro è stato ucciso, tanti di loro sono stati rapiti e hanno rischiato la vita, soprattutto a Erbil. Sono rimasti solo francescani con la gente, e tantissimi cristiani anche dalla Siria sono andati via, e anche del Libano sono andati via tanti cristiani. I cristiani del Libano, della Siria stanno malissimo. Io ero lì a luglio scorso in Siria perché abbiamo avuto ordinazioni di 2 fratelli gemelli, e ho visto la gente, ho parlato con i cristiani, veramente stanno malissimo. Milioni di persone, di cristiani, sono andati via dalla Siria e anche dal Libano, e stanno malissimo, tutto stanno male. E anche tantissimi... Ci può testimoniare anche il dolore nello stesso tempo, diciamo, provando a guardare una parte che sicuramente ha avuto meno vittime, ma comunque un trauma fortissimo il 7 ottobre anche dalla parte di Israele, per vedere le due parti, diciamo, che in qualche modo sentono, percepiscono di lottare per la propria sopravvivenza. Ci abbiamo ancora le persone che aspettano i loro ostaggi, quindi stiamo parlando di popoli che stanno combattendo e non si riesce a vedere una prospettiva di pace davanti, e anzi vediamo questo allargamento oltremodo pericoloso. Certo, in questo momento, sì. in questo momento qui tutti soffrono, ebrei, arabi, cristiani, musulmani, ebrei, tutti stanno soffrendo, tutti stanno male, non c'è uno che sta bene,
potete immaginare anche i familiari degli ostaggi, anche qui in Israele, diciamo, che anche tutti quegli abitanti che erano ai confini del Libano, adesso tutti hanno lasciato le case, anche quelli che erano ai confini di Gaza, e anche ieri è stato bombardato anche Tel Aviv e tutti sono andati nel rifugio. E chi sta bene? Chi sta bene in questo momento? Anche i missili che arrivano da Hezbollah sul nord di Israele, e tutti stanno male. Non c'è uno che sta bene in questo paese, in questa terra, in questa zona, e stanno malissimo, tutti in pericolo. Non c'è uno che sta al sicuro, tutti veramente stanno male. E noi chiediamo, fino a quando? Da un anno tantissimi morti. Io ho detto anche i morti della Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, ma anche da Israele, tantissimi morti, tantissimi feriti. La gente sta male. Anche, come dico, cristiani anche sono andati via da qui. Anche tanti ebrei stanno andando via. La situazione è molto pericolosa, ma a favore di chi? A favore di chi? Io non vedo un vincitore di questa guerra, e tutti perdono, e tutti hanno perso la guerra. Adesso è il momento di fare la pace, è il momento di trovare una soluzione, è il momento di vivere in tranquillità in questa terra, la terra della pace. Se non sarà pace qui, non sarà mai pace in tutto il mondo. E qui è il centro del mondo, qui che se le vogliono fare, se vogliono pace, devono realizzare la pace qui, in Terra Santa. Altrimenti non sarà mai pace in tutto il mondo. Ecco, padre, la nostra associazione umanitaria padana si occupa da tanti anni di cristiani perseguitati in tante parti del mondo, perseguitati dal fondamentalismo islamista soltanto, perché i cristiani sono sempre circondati da nemici nel mondo, ma loro non sono nemici di nessuno, anzi sono portatori di pace, anche in onore al comando di nostro Signore di amare i propri nemici. Lei può spiegare anche in che modo? Io so che lei è molto impegnato in un'importante opera diplomatica per la pace. Lo scorso mese ha incontrato anche a lungo il presidente francese Macron, poi ha diversi appelli alla comunità internazionale, che tuttavia sembra impotente quando non ipocrita, ma in questi giorni abbiamo addirittura assistito ad attacchi rivolti contro le postazioni di pace internazionale, che tra l'altro a guida italiana dell'UNIFIL. Quindi io chiedo, in questa che Papa Francesco ha definito una guerra mondiale a pezzi, ma che rischia di diventare sempre una guerra mondiale a tutti gli effetti, anche con connotati di ordine scatologico, visto anche il potenziale di armi in gioco. Lei riesce ancora a intravedere qualche spiraglio di speranza sulla via della pace, o ci resta solo di sperare oltre ogni speranza nel nostro Salvatore Gesù Cristo? Quello sempre, chiaramente. Ma lei intravede qualche spiraglio nei potenti di questo mondo per costruire qualcosa sulla via della pace subito o fra qualche tempo? Oppure veramente ormai a questo punto non ci resta che pregare? Dobbiamo sperare sempre, ancora, anche quando la situazione peggiora e non si vedono soluzioni. Bisogna continuare a pregare, a parlare di pace. Affediamo chi soffre a causa della guerra al cuore misericordioso di Dio, e non stanchiamoci mai di chiedere la pace, verità e giustizia. Dobbiamo chiedere di tutti i potenti del mondo. Tutti i potenti del mondo hanno detto l'unica soluzione, 2 stati per 2 popoli. Tutti hanno detto in quest'anno, anche quando incontriamo i presidenti potenti, tutti sono sensibili della situazione qui, anche e soprattutto della situazione dei cristiani. Ma allora devono fare qualcosa, la comunità internazionale deve fare qualcosa,
devono trovare una via di uscita di questa situazione. E il Papa ha detto che è una terza guerra mondiale a pezzi, ma stiamo vedendo veramente una terza guerra mondiale. Adesso tutti aspettano la risposta di Israele all'Iran, quando l'Iran ha attaccato Israele la settimana scorsa. E questo, anche se sarà questo attacco, io sono sicuro che sarà una terza guerra mondiale, ma anche c'entrano tantissimi paesi, c'entra Israele, Palestina, Libano, Siria, Iraq, Yemen, Iran, e questo non è una terza guerra mondiale, e stiamo male. E poi se parliamo dei cristiani, e veramente i cristiani sono mediatori di pace, i cristiani sempre hanno lavorato per la pace. Potete immaginare in questo momento i cristiani che stanno andando via da questa terra, potete immaginare i luoghi santi diventerebbero musei senza cristiani locali, e tantissimi cristiani stanno andando via. Io anche dico ai potenti del mondo, come potete accettare i luoghi santi senza cristiani locali, la terra santa senza cristiani locali? E stanno andando via tantissime. Da un anno più di 100 famiglie cristiane sono andate via da Betlemme, anche tante di Gerusalemme, dal nord di Israele, da Nazareth, stanno andando via, tantissimi stanno andando via. Dovete fare qualcosa per i nostri cristiani. Il 7 ottobre scorso, data in cui la cristianità celebra la Madonna del Santo Rosario e la vittoria della battaglia di Lepanto, ma che dallo scorso anno verrà ricordato anche per il trauma di Hamas e tutto ciò che ne è conseguito e ne sta conseguendo, abbiamo aderito all'appello per una giornata di digiuno e preghiera per la pace che è stato lanciato dal patriarca di Gerusalemme e dei Latini, Sua Eminenza il Cardinal Pier Battista Dalla, che tra l'altro è bergamasco, anch'io sono bergamasca, e anche poi ripreso da Papa Francesco. Ieri la Chiesa ha celebrato la festa di San Giovanni XXIII, anche lui tra l'altro, autore della Pacem in Terris, che da vescovo, dopo l'esperienza da cappellano militare nella prima guerra mondiale e in vista della seconda, aveva scritto queste parole: è questa l'ora dei sacrifici. Nel sacrificio di ciascuno c'è il mistero della pace che il mondo aspetta e che ciascuno deve saper meritare per sé e per tutto il mondo. Invochiamo questa pace e meritiamola. Ecco, queste parole che furono dette appunto a cavallo delle due guerre mondiali, e la guerra seconda poi arrivò, ma adesso noi ci sentiamo in un momento così, in un momento dove veramente ci giochiamo dell'umanità. E in che modo, io le chiedo, Padre, tutti noi possiamo essere solidali con i popoli che soffrono in questa guerra, tutti coloro che soffrono, e rischia di diventare veramente globale. In che modo possiamo essere solidali? Con la preghiera, il digiuno appunto, ma possiamo aiutare ad esempio i cristiani di Terra Santa. E veramente in questo momento, come hai detto, con la preghiera e con quello che è possibile fare, il mondo molto sensibile, soprattutto il popolo italiano veramente molto sensibile alla questione della Terra Santa da sempre. La custodia di Terra Santa continua ad aiutare chi è in difficoltà anche durante la guerra, e stiamo facendo tutto il nostro meglio per aiutare la gente. Anche il Patriarcato Latino, il Patriarca sta aiutando anche. Tutti stiamo lavorando, tutti stiamo vicino alla gente, ma noi siamo limitati, noi non possiamo aiutare tutti, e veramente la gente sta male. La gente da un anno che non lavora, la gente che un anno che non prende salari, anche tantissimi cristiani che lavoravano in Israele prima della guerra, da un anno che non escono più, non vengono al lavoro, non possono uscire da Betlemme, da Hebron, da tutta la Cisgiordania.
migliaia di persone avevano il permesso per venire in Israele a lavorare. Tutti questi hanno perso il permesso per venire qui a lavorare. Allora la gente sta male e noi Ecco, veramente stiamo... ricordiamo che lei ci sta parlando da Gerusalemme in questo momento, giusto? Io sto parlando di Betlemme e di tutta la Cisgiordania. No, quelli sì, ma lei in questo momento si trova a Gerusalemme, giusto? E io sono a Gerusalemme, sto in questo momento a Gerusalemme, sto in questo momento a Gerusalemme, ma anche la gente di Gerusalemme, nonostante che non che vivono qui, ma stanno male, e tantissime famiglie di Gerusalemme dicono che non c'è un futuro per i nostri figli. Anche la gente di Gerusalemme, i cristiani di Gerusalemme, la maggior parte di loro anche lavorano nel settore del turismo. Vedete, noi abbiamo fatto la Via Crucis ieri, ogni venerdì, frati francescani, facciamo la Via Crucis. Tutti i negozi, tutta la città vecchia è deserta, non c'è nessuno. Anche in questa Via Crucis partecipava tantissima gente, eravamo solo frati, tutti i negozi chiusi, tutta la gente disperata, anche a Gerusalemme. Anche perché ci sono anche in tutto Israele, io ho sentito poi anche dalla Galilea varie voci, eccetera, so che ci sono anche appunto tante richiami, le sirene, gli allarmi, eccetera, quindi la gente che scappa nei rifugi. Certo, noi sentiamo anche i nostri frati che vivono nel nord, in Galilea, a Nazareth, in Tiberiade, al Tabor, dappertutto, tutta la Galilea, stanno soffrendo moltissimo, stanno malissimo, e la gente lì, anche tutto deserto, tutti i negozi sono chiusi, i ristoranti chiusi, e la gente sta male, anche la gente del nord, e soprattutto, ripeto, anche i cristiani del nord stanno andando via dal nord, e anche tutti lì, nord, cristiani, musulmani, ebrei, stanno andando via. I missili sempre arrivano a Haifa. Che poi, che in mezzo a questo flusso di persone, anche i terroristi possano arrivare di nuovo anche in Europa, in giro. Quindi non ci si può dire, in un mondo così globalizzato, non si può cercare di chiudere gli occhi. Uno, perché questa guerra, ripeto, può diventare tale se in qualche modo i potenti, che conta qualcosa, l'ONU ha dimostrato di essere impotente, però chi conta, però anche le grandi potenze sono in guerra tra loro, quindi è veramente un momento pericoloso. Noi ci chiediamo che Natale sarà quest'anno a Betlemme, lì dove Gesù, il principe della pace, è nato. L'anno scorso anche fu un Natale senza pellegrini, ma veramente mi ha commosso la presenza durante la messa di mezzanotte di tanti cristiani locali uniti nella preghiera per la pace. Prego perché a Betlemme per il prossimo Natale tornano i pellegrini, perché la guerra sarà finita. È quello che vogliamo. L'anno scorso anche noi abbiamo passato un Natale senza pellegrini, ma c'era la gente, i cristiani locali. Quest'anno tantissimi di questi cristiani che sono venuti alla messa l'anno scorso sono andati via. Allora che sarà? Sarà un Natale triste, senza pellegrini, anche in mancanza di cristiani locali. Io spero, tra l'altro, che questa prova aiuti i cristiani di Terra Santa dalle varie confessioni a sentirsi più uniti e a superare tante divisioni storiche. Almeno sarebbe una cosa auspicabile, e speriamo veramente che i cristiani riescano a essere meno divisi e più uniti spiritualmente, perché anche aiuterebbe. Visto che ormai il nostro tempo è in esaurimento, io le chiedo se ci vuole mandare una benedizione da Gerusalemme. Noi sicuramente, come assicuriamo le nostre preghiere e anche concretamente aiuto, non mancheremo,
per i cristiani di Terra Santa. Ci vuole mandare una Ma benedizione? sì, prima della benedizione voglio dire che anche fra cristiani di diverse confessioni il clima è decisivamente cambiato. Viviamo la nostra fede con le nostre diversità, ma uniti nel cercare la pace per questa terra benedetta. E veramente stiamo bene e cerchiamo la pace tutti i cristiani della Terra Santa. La benedizione vi benedico da Gerusalemme, che spero diventi presto Gerusalemme, diventi presto la capitale della pace. Una benedizione a chi è operatore di pace. Il Signore vi benedica. Grazie mille Padre per questo Grazie collegamento. a voi. Grazie a voi. Grazie. Siamo Grazie. vicini come possiamo. Grazie carissimo. Grazie. Buona. Che Dio insomma vi aiuti in tutti i modi, cosa possiamo dire. Grazie a tutti, grazie alla radio che ci ha ospitato, grazie a Radio Libertà e grazie ai nostri ascoltatori che sicuramente a noi tramite noi, a voi. Grazie mille. Avete ascoltato